Il 2020 porterà delle novità per quanto riguarda la Tari, la tassa sul servizio di raccolta dei rifiuti, che punta su una maggiore chiarezza per i cittadini e un'omogeneità tra i territori. Ad essere interessato sarà il calcolo delle tariffe, la cui definizione vedrà l'applicazione di un nuovo metodo elaborato dall'ARERA, l'autorità di regolazione per le energie, reti e ambiente. Delle nuove linee di indirizzo dovranno tener conto i gestori e i comuni nella definizione dei piani finanziari per il 2020. La tabella di marcia prevede la pubblicazione del metodo tariffario entro la fine di questo mese, così da fornire agli enti locali gli elementi necessari a includerne i principi già dalle tariffe in fase di approvazione per il prossimo anno. Ci sarà una modifica dei criteri di considerazione dei costi che devono essere coperti con la tariffa, perché la regola della Tari è che il costo del servizio deve essere coperto con il gettito del tributo, ovviamente ripartito in base alle regole stabilite dalla legge. Quindi ci sarà una rimodulazione dei sistemi di determinazione dei costi per tener conto di queste nuove indicazioni che verranno. I cittadini già ora sanno che il pagamento della Tari porterà che l'ultima rata sarà richiesta dopo il 1° dicembre e l'ultima rata sarà un conguaglio delle rate precedenti rispetto alle tariffe dell'anno 2020. I nuovi obblighi di trasparenza dettati dall'autorità interessano tutti i rapporti con il cittadino, dai contenuti dei siti internet alla fatturazione ai pagamenti. Le novità, alcune delle quali ancora in fase di definizione, interessano l'operato degli impiegati e dei funzionari in forza agli uffici comunali. Per un loro aggiornamento si è svolto a Chiavari un seminario formativo che ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di impiegati, alcuni provenienti anche da fuori regione. Arrivano anche dalla vicina Toscana e dal vicino Piemonte, arrivano da Acquiterme. Vedo che sono numerosi, avevamo 109 iscritti, le presenze sono veramente forti perché anche la Liguria, proprio per la sua conformazione, quando un collega arriva da Ventimiglia oppure arriva dalla Spezia, è un sintomo di riconoscere la necessità della formazione.